L'importanza è direi strategica per il rilancio del turismo, ma soprattutto per le nostre colline che da poco sono patrimonio UNESCO e hanno avuto questa gratificazione proprio in un momento difficile, quello con la pandemia. Quindi si parla di ripartenza, si parla di conservare gli ambienti, si parla di sviluppare al massimo le potenzialità turistiche, però tenendo presente che l'ambiente deve essere conservato, valorizzato per le generazioni future. Quindi qui c'era tutto il sistema camerale nazionale e non solo nazionale, ma anche direi il network nostro delle camere di commercio italiane all'estero. Abbiamo quindi avuto 1 o 2 giorni di dibattiti e di confronti che ha portato al documento di Cison di Valmarino e di Castelbrando. Però prima di arrivare a questo abbiamo fatto conoscere il territorio, l'esperienza delle nostre aziende, delle nostre bellezze, e questo credo sia stato un momento anche di promozione che porterà dei frutti anche nel prossimo futuro, avendo qui una platea importantissima di esponenti, di istituzioni a livello nazionale e internazionale. Il tema camerale, la Camera di Commercio di Treviso e Belluno è proprio impegnata, li abbiamo avuti qui anche fattivamente per darci una mano con le hostess, le ragazze degli istituti professionali. Abbiamo portato i giovani che hanno vinto all'Arena di Milano la staffetta 4x1000, nel progetto Generazione 2026 abbiamo avuto l'opportunità di presentare la borsa di studio con l'Università Ca' Foscari e anche l'ITS, che avrà sua sede nella Camera di Commercio di Belluno, un palazzo bellissimo del 1500 che dall'anno prossimo formerà i giovani per le nostre imprese. Ca' Foscari ha puntato moltissimo sul turismo, ovviamente turismo sostenibile, innovativo, e abbiamo vari corsi di laurea su questo tema e anche un master con la Regione Veneto. L'ultimo corso di laurea, oltre a Comes che è a Treviso, è il corso in Hospitality and E-Tourism, che vuole essere proprio un corso professionalizzante, quindi per creare competenze nuove, interdisciplinari, attente al tema della sostenibilità. Ma credo che questa materia sia un dato di fatto, cioè non è che la sostenibilità è un problema da mettere in discussione. Oggi il turismo non può che essere sostenibile, lo dimostrano quello che vogliono le persone che nel loro tempo libero vogliono vivere in ambienti sani, vogliono essere a contatto con la natura, in ambienti rispettosi delle regole e soprattutto che abbiano, come dire, un filo conduttore, quello di mantenere lo stato delle cose così come sono. Nella sostanza noi non possiamo alterare i luoghi e credo che ormai il desiderio di chi spende del tempo per il proprio piacere di visitare un luogo o farsi godere di una vacanza non lo può che fare in maniera sostenibile. Credo che non ci sia il problema della domanda, è insito la sostenibilità nella promozione del turismo, perché altrimenti oggi non è come un tempo che puoi fare quel turismo di massa, di grande consumismo, che in qualche maniera poi diventa un eccesso di spreco di risorse, soprattutto di intaccare il patrimonio naturale dei luoghi, per cui credo che sia questa la strada che tutti vogliono ma che è indiscutibilmente l'unica da perseguire.